Il dolore e i canti e poi il grazie commosso del marito Lambert ai tanti che hanno affollato la pieve di Sant'Andrea stringendosi a lui e ai suoi 5 bimbi, i bimbi che Marie-Louise Wapi Numsi ha dovuto lasciare piegata da un tumore al seno scoperto pochi giorni prima di mettere alla luce il suo ultimogenito. Vittorio Veneto non ha fatto mancare il suo calore alla famiglia della mamma 39enne, arrivata qui nel 2000, morta lo scorso 26 ottobre, un paio d'ore dopo il parto cesareo con cui è stato fatto nascere il piccolo. Ha sempre lavorato per la crescita e per il bene di tutti. Marie-Louise, un altro simbolo, ci lascia. Marie-Louise se ne va dando la vita. È morta Marie-Louise, ma è rinata in Renato, l'ultimo figlio. Una vita promossa a pieni voti, ha detto il sacerdote. In chiesa i familiari arrivati dal Camerun, ma anche volti noti della vita cittadina, le litanie delle donne lungo il perimetro della pieve, poi di fronte all'altare, accanto alla bara coperta dai fiori. Infine i tanti grazie pronunciati dal marito. E ringrazio anche da parte di mia moglie, che è stata una donna che, per dire, all'ultimo momento, anche essendo in ospedale, quando il medico gli diceva guarda, tu sta male, dobbiamo cercare di curarti facendo nascere il bambino prima, e lei diceva sempre che lasciatelo crescere un po', sino rischiava di nascere con i problemi. Cercherò comunque di dare il massimo ai figli, sapendo anche che il calore che mi avete dato questi giorni qua, dandomi il senso di non lasciarmi da solo,